Nuovamente su questo argomento perché nonostante diverse volte sia stato sollevato anche con altre interrogazioni o in commissione, le cose sembrano piuttosto peggiorare che prendere direzioni migliorative. Allora l'argomento è la gestione del gas di città attuata dall'ENI in alcuni comuni della nostra montagna, 6 per la precisione. Questa gestione deriva da una convenzione che diversi anni fa era stata stipulata con condizioni di mercato diverse e in situazioni che non precisamente sono le stesse in questo momento, ma quando in modo lungimirante questa regione aveva deciso di investire notevoli risorse per dare una mano alla montagna a rimanere in qualche modo competitiva e avere dei servizi che non discriminassero ancora più fortemente le persone che cercano di vivere e lavorare in montagna rispetto a quelle che hanno la vita più facile in pianura. Allora a quel tempo si è fatto un notevole investimento, si è stabilita una convenzione che prevedeva, fra le varie cose, diversi benefici, diciamo, per gli abitanti che insistevano nei territori di questa convenzione. Una fra tutte, la prima, di mantenere in qualche modo uguale il prezzo del gas sia per quanto riguarda il metano che per il GPL che si è scelto per questioni di ritorni economici di fare degli impianti in questi 6 comuni di tipo GPL perché portare il metano sarebbe stato troppo oneroso. Però scegliendo questa opzione la convenzione prevedeva il mantenimento dello stesso prezzo. Inoltre erano garantiti assistenza tecnica gratuita e l'attivazione di corsi professionali per operatori locali per poter fare le manutenzioni e naturalmente un ufficio locale, un ufficio territoriale per la gestione e il rapporto verso il pubblico. Ora, il prezzo del gas ormai ha preso strade molto diverse. L'assistenza gratuita non c'è più, corsi professionali non parliamone, adesso risulta essere chiuso al pubblico anche l'ufficio territoriale, che rimane, però appunto non riceve più le persone. Allora noi ci domandiamo, primo, se la Regione è al corrente di questa situazione e secondo, che cosa intende fare. Che cosa intende fare in modo ampio, perché bisognerà affrontare questa situazione. Non possiamo lasciare alcuni comuni della montagna in condizioni di incertezza senza sapere che cosa sarà della fornitura del gas. Perché, seppure la Regione è intervenuta con dei contributi ai privati per pianificare gli esborsi, questi naturalmente per questioni, aiuti di Stato, Comunità Europea, quello che volete, non riguarda le attività economiche, che spesso hanno maggior bisogno, soprattutto se sono pubblici esercizi. Allora, io credo che questo problema, seppur riguardi piccole comunità, però sono delle comunità che faticano tutti i giorni per rimanere vive, per rimanere attive e il non fare niente da parte di questa amministrazione di sicuro non li aiuta a programmare il loro futuro e ad avere qualche speranza di poter rimanere ad operare nei territori che amano nel futuro prossimo e anche distante. Grazie Assessore, a lei la parola.
Pregiatissima consigliere, si evidenzia che la convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed Eni SpA, stipulata nel 1990, era nata per garantire il medesimo prezzo per chilocaloria del combustibile da riscaldamento, indipendente se metano, GPL o altro. Allo stato attuale è vigente nei soli 7 comuni di Paolaro, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cimolais, Claut, Barcis e Andreis, poiché in questi il gas combustibile utilizzato è il GPL o l'aria propanata e pertanto non riguarda i restanti comuni montani della regione. Nel 1990 l'allora Comergas SpA, oggi Eni SpA, si era impegnata a stabilire le tariffe di vendita del gas seguendo le procedure di cui al provvedimento CIP 20 del 1975 e si basava sul fatto che le attività di vendita e di distribuzione del gas fossero all'epoca in capo allo stesso soggetto. Tale obbligo però non è più in vigore da quando il cosiddetto decreto Letta, il 164 del 2000, recependo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/30/CE, ha dato inizio al processo di liberalizzazione del settore del gas naturale nel nostro Paese, per cui le due attività di trasporto e di vendita del gas naturale sono state separate. Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di vendita del gas, metano, GPL alla propanata, si evidenzia pertanto che il relativo potere spetta allora l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, AECSI, che, come da normativa in vigore, stabilisce che sia questa l'autorità a definire i prezzi delle forniture di gas destinate ai clienti domestici. La Giunta regionale non può quindi intervenire direttamente sul prezzo del combustibile da riscaldamento per questi 7 comuni, in quanto il prezzo è definito a livello nazionale. Nel 2015 il Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna della Regione ha attivato una linea contributiva pari a 420.000 euro per aiutare i residenti dei 7 comuni a sostenere il costo delle bollette del GPL area propanata, contributi che sono stati ricevuti dai comuni interessati entro la fine del 2015. Nell'assestamento 2016 è stata riproposta la stessa linea contributiva. Il costo del combustibile per gli anni 2015-2016 è così sceso notevolmente per la popolazione residente, talvolta risultando essere anche più basso del costo del riscaldamento a metano. Si evidenzia che l'ufficio di Eni SpA di Villa Santina rimane operativo per le emergenze e le urgenze. Eni ci fa sapere che le sedi dislocate non sono aperte al pubblico da politica aziendale. In merito al non rispetto degli obblighi in convenzione, si sottolinea che l'assistenza tecnica gratuita per l'eventuale conversione delle apparecchiature è prevista nella Convenzione 5124 del 1990 all'articolo 4. Tra gli impegni della concessionaria vi è quello di provvedere a proprie spese alla trasformazione degli apparecchi domestici ad uso cottura nel periodo di entrata in esercizio della rete. Quindi tale obbligo non è stato disatteso, in quanto era vigente solo durante la fase di entrata in esercizio della rete di distribuzione comunale, indicativamente negli anni 1999-2001. Infine, e questo penso che sia la cosa più interessante, la Regione ha finanziato per il corrente anno 2017 un bando per la realizzazione da parte dei comuni di impianti a biomassa legnosa con annessa rete di teleriscaldamento, finanziamento del quale potranno beneficiare anche i cittadini. La realizzazione dei progetti ammessi al bando potrà consentire ai cittadini di integrare o addirittura sostituire il riscaldamento GPL area propianata con il teleriscaldamento, che avrà sicuramente costi inferiori. Tale iniziativa è rivolta ai comuni ed il bando è in fase di predisposizione da parte del Servizio Energia. Consigliere. Parto dalla fine. Interessante, soprattutto questa parte con la conversione del GPL in teleriscaldamento a biomasse, dove sappiamo che molte delle centraline già realizzate poi alla fine vanno a gasolio perché non c'è sufficiente biomassa per poterle alimentare. Va bene. Ma quello che mi sgomenta di più nella sua risposta è la parte che in realtà interessava, è il fatto di avere un ufficio di prossimità ai quali i cittadini si possono rivolgere e Eni ci fa sapere che non è la loro politica aziendale tenere uffici di prossimità. E io ribadisco la domanda, cosa abbiamo intenzione di fare? Non sono politiche aziendali di Eni e quindi?